Primo via libera alla realizzazione del tanto atteso bacino di laminazione di Caldogno nel Vicentino, un'opera fondamentale per la sicurezza idrogeologica in caso di alluvioni di una vasta area della regione. Questo è il Timonchio che più avanti diventa Bacchiglione. Un corso d'acqua placido all'apparenza, ma che in caso di ondate di piena straordinarie può diventare un potente strumento di distruzione. Siamo nel comune di Caldogno, nel Vicentino. Proprio qui dovrebbe essere messo in funzione il bacino di laminazione, area di sfogo dell'acqua di piena, perché diminuiscano portata e violenza e i comuni fino a Vicenza possano stare più tranquilli. Un bacino che alcuni coltivatori della zona hanno contestato, ma il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il loro ricorso, dando di fatto via libera alla costruzione del bacino. Il Tribunale è andato anche un po' oltre, specificando che naturalmente le tutele pubbliche, quindi la tutela della sicurezza pubblica che riguarda la stazione idrogeologica, è superiore a qualsiasi altro tipo di diritto che debba essere messo in campo. Proprio per mediare tra le esigenze di tutti è intervenuta la Coldiretti. Non tutti i terreni vengono espropriati, solo una parte dove vengono fatti degli argini e gli altri vengono dati in uso praticamente per un'eventuale esondazione dell'acqua. Da qui sono partite tutte le trattative con la Regione, per la verità non abbiamo ottenuto effettivamente quello che noi chiedevamo, comunque un buon riconoscimento. I contrari si stanno riorganizzando, ma anche tra chi ha accettato l'accordo rimangono molte perplessità. È la preoccupazione che comunque il terreno non sia più come prima e che comunque non sia più coltivabile come lo è adesso. E dopo sicuramente il fatto che è anche limitato il discorso delle produzioni, perché comunque si potranno solo fare certi tipi di colture e non altre. Intanto a Caorle sul litorale veneziano si allarga la mobilitazione contro